Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Cosa vedi, amico mio? Solo la solita vecchia pentola, acqua bollente, carne, ossa, patate. Nessun messaggio, questa vecchia pentola, solo che la zuppa è buona e fa capire che hai fame. Ma io sono un indiano. L'acqua che bolle è il cielo, il fuoco è il sole, la carne e gli animali, il vapore e il respiro, tutto questo è sacro. Quando io guardo la pentola, penso al mistero. Vento, pioggia, sole, capirli non con la testa, ma col cuore. Sediamoci nella pianura, sediamoci nella pianura. Voglio essere come un albero, voglio pensare come un animale. Annusa l'aria, cavalco nella pianura. Mi sembrava che i rami degli alberi navigassero nel cielo. Ho pregato per gli animali, per il gran turco e per i meloni. Camminavo dentro l'erba alta, ascoltavo tutte le canzoni. Io non sono sorda, io porto le pietre sacre. Stavo ferma senza guardare, ascoltavo le formiche parlare. Ringrazio il fiume di uccelli, ringrazio lo zucchero e il fagiolo. È bellissimo questo mio popolo, è bello questo cielo. Oh, quanta luce nel mio cuore. Vale la pena vivere, vale la pena morire. Voglio camminare felice, io voglio camminare nella pioggia, io voglio camminare sul sentiero del miele, io voglio camminare nella gioia, io desidero camminare. E mi hanno detto che non era vero, che ero soltanto fuori di me, che avevo preso troppo sole al mare con tutto il sole che c'è. Troppo sole per me. Troppo sole per me. Voglio molto bene il lupo perché ulula la luna, è veramente mio fratello quando ulula la luna. Battono i tamburi, battono sotto la luna. Io danzo sulle nuvole, io danzo a chiavi di luna. Voi volete che tagliamo l'erba, voi volete che prendiamo il fieno, per diventare sempre più ricchi e per sognare sempre di meno. I sognatori sono i messaggeri dello spirito del mondo, e tutte le nostre canzoni noi le abbiamo imparate in sogno. Povero uomo bianco, nella tua violenza, nel tuo splendore, hai perduto la tua memoria, dimenticato d'avere un cuore. E vuoi la mia memoria per il tuo cuore. E prendi tutta quella che vuoi, prendi la tuca, ma ne resta ancora. E gli occhi dell'aquila in me, e la mitezza della lepre in me, e la forza dell'orso in me, il silenzio dei pini del bosco e la dolcezza della mia bocca. E ma che non era vero, che ero soltanto fuori di me, che avevo preso troppo sole al mare con tutto il sole che c'è. Troppo sole per me. Antonino, a te la linea. Grazie cara Castellana Sveva, avete ascoltato Sabina Guzzanti e la riserva indiana, Troppo sole, direttamente da Sanremo 1995. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 934 di oggi, martedì 11 di febbraio dell'anno del Signore 2025, e la Madonna di Lourdes. Permettete un saluto e un abbraccio a tutti gli ammalati che ci stanno ascoltando e insomma il nostro pensiero è con voi, e se permettete pure le preghiere, se perché abbiamo ancora voglia di assoluto e di trascendente. Orbene, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete il liberamento del direttore Giovanni Sallusti, l'avete appena ascoltato, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole, i pezzi, e insomma c'è tanta bella roba. Ieri sera c'era pure una pillola da Zoom appunto con Anna Cisinti, insomma mi pare che ci state proprio comodi. Mi raccomando, radiolibertà.net, dateci dentro le nostre coordinate usuali 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, oppure 328 59 sì vabbè, oppure 029294 7222 se avete voglia di dire la vostra attraverso quel magnifico apparecchio che è il telefono 029294 7222.
Benissimo, cominciamo subito la trasmissione e la cominciamo con Diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Vai pure, Sveva. Di solito sui media si parla solo delle cose che non funzionano e di esse si pubblicano i nomi dei responsabili. Questa volta invece parliamo di una cosa che funziona alla grande e quindi anche dei massimi responsabili di questa iniziativa. Si tratta del villaggio olimpico che sta sorgendo sul vecchio scalo di Porta Romana a Milano. I palazzi sono stati finiti nelle loro strutture con 6 mesi di anticipo. L'immobile sarà consegnato a luglio, pronto per ospitare gli atleti di tutto il mondo, e poi entro il marzo dell'anno prossimo sarà riconvertito in un immenso studentato di ben 1700 posti, che sarà disponibile all'inizio del prossimo mese di marzo per poterlo utilizzare nell'anno accademico. Lo studentato sarà soprattutto al servizio di università prestigiose come Bocconi, Statale e Cattolica che si trovano nei pressi. A questo progetto hanno lavorato soprattutto Giovanni Malagò, presidente del CONI, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Manfredi Catella, il realizzatore di City Life, e Patrizio Bertelli, il patrono di Prada. Oh, e questo era il Diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Ma adesso prepariamo il Qui Parlamento. Stasera abbiamo un Qui Parlamento un po' di corsa perché si sta votando in aula, quindi noi avremo l'onorevole Giovanna Miele e naturalmente la avremo veramente per un collegamento lampo, se riusciamo ovviamente a entrare in contatto con lei, proprio perché vi dicevo, stasera è proprio diciamo così, sono proprio tiratissimi con i tempi e quindi dobbiamo naturalmente fare la nostra irruzione in maniera molto rapida e poi, diciamo così, possiamo tornare in quel di via Bellerio 41. Sveva, quando sei pronta vai pure con la sigla e così partiamo per il Qui Parlamento che, vi ripeto, stasera è un po' aleatorio per questo motivo. Perché appunto Qui Parlamento. oh, buonasera all'onorevole Giovanna Miele, ben trovata e bentornata. Pronto? Purtroppo abbiamo un problema con il collegamento, adesso risolviamo subito. Va bene, Sveva, fai con calma, non c'è problema. Vi dicevo, intanto però vi do delle notizie. La Toscana è la prima regione italiana ad accettare e ad approvare una legge sull'eutanasia. Ebbene sì, la Toscana, scrive l'ANSA, è stata la prima regione d'Italia ad approvare la legge sul fine vita. La proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito è stata promossa all'associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10.000 firme. Questa è una notizia di nemmeno una mezz'ora fa e in particolare è stata, anzi veramente di non meno di una decina di minuti fa, il Consiglio regionale della Toscana, scrive l'ANSA, ha approvato con emendamenti la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita Liberi Subito, promossa dall'associazione Antonino, Sì? scusami se ti interrompo, l'onorevole Miele è in collegamento. Perfetto, buonasera onorevole, bentornata. Buonasera a voi, bentrovati. So che lei è di corsissima, quindi come questa sera, insomma, la sicurezza sul lavoro a scuola, come si fa a portarla nelle aule, come si fa a insegnarla? Abbiamo proprio da poco approvato una proposta di legge che prevede l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno dell'educazione civica, tutto per implementare e completare un percorso normativo che vede già la formazione all'interno di un decreto legislativo che va sotto il nome di testo unico della sicurezza sul lavoro. Ovviamente le morti sui luoghi di lavoro, gli infortuni continuano ad essere una piaga in Italia. Anche nel 2024 abbiamo registrato più di 1000 morti
e nonostante il lavoro che sta facendo il governo e il Parlamento per far fronte a questa problematica, ci sembra opportuno iniziare già a formare i lavoratori del futuro all'interno delle scuole. Questo lo facciamo inserendolo nella materia di educazione civica, proprio per far sì che venga insegnata ai giovani venga insegnata la capacità di riconoscere le regole, ma soprattutto di capire che da giovani si può diventare cittadini consapevoli, responsabili e non solo capaci di gestire il paese e applicare le nostre imparate con consapevolezza. Molto bene. Senta, io non le rubo più tempo e le chiedo soltanto che cosa state votando adesso in aula? Adesso stiamo facendo una mozione, c'è il collega Paraposti della Lega che sta parlando in questo istante, infatti parlo a bassa voce perché siamo proprio in aula a parlare, sta parlando l'onorevole Paraposti. Molto bene. Dell'automotive e dei sindacati, insomma, che ovviamente stanno agendo a tutela dei lavoratori, ma lo fanno senza considerare spesso che il governo sta agendo per riportare l'automobile in Italia, e quindi l'onorevole Barabotti sta dicendo proprio che siamo il primo governo che sta facendo qualcosa di concreto per riportare l'economia ai livelli soddisfacenti che l'Italia conosceva e che deve ritornare a vedere. E noi non possiamo che essere d'accordo, anche perché significa tanti posti di lavoro, per cui avanti così. Grazie onorevole. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Buon lavoro a lei, buonasera. Sigla. Qui Parlamento. Benissimo, e naturalmente noi riprendiamo la linea. Proprio stasera abbiamo fatto un Qui Parlamento, credo sia il Qui Parlamento più breve della storia di questa radio, perché chiaramente stasera, come vedete, siamo entrati nel bel mezzo del dibattito, e però, come vedete, si parlava di automotive, significa tanti posti di lavoro, significa anche mettere in discussione un modello, possiamo dirlo, anche odioso per il modo in cui viene imposto dall'Europa, che è quello della distruzione del motore endotermico, della vostra impossibilità di scegliere, come ha detto Trump. E invece il concetto deve essere che chi vuole si compra la macchina elettrica, chi non vuole se la compra a benzina, diesel, come meglio deve essere. Da un lato c'è uno in America che sta tornando a fare robe di senso comune. Di qua abbiamo la signora von der Leyen che minaccia fuoco e fiamme, non abbiamo capito bene verso di chi, però vabbè, che volete che vi dica? Fino a quando purtroppo ci saranno due cadaveri politici che sono la Germania e la Francia, che penseranno ancora di essere il sale della terra in quest'unione, e mi sa che avremo poco spazio di manovra. Però la differenza tra noi e loro è che noi un governo ce l'abbiamo, loro non è detto che ce l'abbiano a breve, specialmente la Francia, che Dio li aiuti, è il caso di dire che Dio li aiuti veramente, ma proprio nel senso della serie, quella di Rai 1, no? Che ci va proprio Elena Sofia Ricci e gli risolve il problema. Va bene, scherzi a parte, salutiamo Elena Sofia Ricci che è bravissima e tutto il cast di Che Dio ci aiuti. Noi la chiudiamo qui e facciamo una brevissima pausa e poi torniamo perché stasera vi porto in Armenia e in Terra Santa. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana.
Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva. E allora siamo di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, le 18:31 in questo momento. Allora, io stamattina ho avuto un colloquio con la professoressa Antonia Arslan. Diciamo così, la conosciamo, è stata una professoressa presso l'Università di Padova, ha avuto una più che dignitosa carriera accademica, dopodiché a partire dall'inizio degli anni 10 di questo secolo lei ha scritto alcuni romanzi dove rievoca e custodisce la memoria del genocidio armeno, su tutti La masseria delle allodole, che è stato anche premiato in questo paese con alcuni premi letterari. Ma a parte il fatto che anch'io la penso come Sciascia, non sono certi i premi letterari a dare il valore di un'opera. Il valore di un'opera lo si misura per la qualità che essa, e vi garantisco che ce n'è tanta nel lavoro che fa nelle opere di Antonia Arslan. Bene, lei appunto è di origini armene e mantiene ancora e coltiva il vizio della memoria in merito al genocidio dell'Armenia. Ma non solo. Antonia Arslan, sapete che ha parlato qualche giorno fa con Carlo Cambi, e questo mi ha dato lo spunto di discutere un po' con lei di un'altra vicenda, di Israele e Palestina, di chi dice ma c'è un genocidio, del significato di questa parola e anche degli assetti del mondo, perché vedete, l'Armenia sembra essere sparita dal radar dell'attenzione geopolitica. Vi ricorderete, noi 2 anni fa abbiamo fatto la campagna per il Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir vogliasi, e ora pare che l'Armenia stia lì e nessuno se ne impicci più. E invece da quelle parti la situazione potrebbe farsi tesa a breve. E anche in questo paese, tutto sommato, a causa dell'idiozia di qualcuno. Bene, state a sentire che cosa ci siamo detti, è un'intervista un po' lunga, ma credo che valga il vostro tempo. Sveva, vai pure. Allora, questa sera io ho il piacere di ritrovare una persona eccezionale, nel senso che fa davvero eccezione a quello che noi consideriamo ordinario nella vita, perché questa persona ha deciso di trasformare la sua vita, o meglio, di dedicare la sua vita alla memoria, a coltivare il vizio della memoria. Lo ha fatto scrivendo, lo ha fatto e continua a farlo muovendosi di qua e di là dall'Atlantico, lo fa continuando a ricordare le sue radici, che sono radici armene, e continua a farlo appunto alzando la voce, cercando di far sentire e soprattutto di non far cadere nella polvere dell'oblio il dolore di un popolo, che è il popolo armeno, popolo che ha subito un orribile genocidio. Questa persona veramente straordinaria è la professoressa Antonia Arslan, che dopo anche una lunga e prestigiosa carriera universitaria, appunto, ha deciso di essere scrittrice, ha vinto svariati premi e in particolare si occupa di mantenere alto il ricordo del genocidio armeno. Intanto io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua cortesia. Sono felice di essere con voi di nuovo, grazie a lei, davvero. Grazie. La seconda cosa che, diciamo così, io vorrei cominciare a discutere con lei, noi stasera parleremo anche di Israele e Palestina, ma prima di arrivare a questo vorrei chiederle, siccome abbiamo fatto anche una campagna in questa radio per il Nagorno-Karabakh, o meglio noto come Artsakh in armeno,
Come vanno le cose ora in Armenia? Cosa sta succedendo? Guarda, l'Armenia è veramente in pericolo. Oggi più che mai, perché è stata amputata del Nagorno-Karabakh o Artsakh, come appunto anch'io amo dire, che è il suo vero nome, questo territorio abitato da millenni da armeni che è stato conquistato dall'Azerbaigian col supporto della Turchia. Lì il governo armeno purtroppo è un governo fragile e il primo ministro non sembra volere cercare l'amicizia dell'Unione Europea che ha le sue gatte da pelare e quindi lo mette in cattiva luce con la Russia, che infatti non è intervenuta quando l'Artsakh è stato completamente conquistato. In questo momento purtroppo le mire dell'Azerbaigian e della Turchia sono per amputare l'Armenia e probabilmente non dico di estinguerla del tutto, di conquistarla del tutto, ma di lasciare una piccola parte che sarebbe assolutamente asfittica. Già l'Armenia è piccola, l'Armenia attuale, era l'Armenia di montagna di una volta. E adesso è grande come il Veneto più o meno, un filo di più, ma è una piccola regione del Caucaso, erano gli armeni della montagna, i quali hanno una vitale diciamo, parte meridionale molto fertile anche, che ha un confine con l'Iran. E questo è il punto che Azerbaigian e questa è la parte di Armenia, quella meridionale, che Azerbaigian e Turchia vogliono tagliare. Vogliono costruire una specie di corridoio che nelle mire della Turchia, perché così avrebbe il contatto diretto via terra con le ex repubbliche sovietiche, repubbliche islamiche dell'Asia centrale, Kazakistan, Uzbekistan e così via. Questo è Azerbaigian ovviamente, cioè lo chiamano questo corridoio, lo chiamano, taglierebbe in due l'Armenia, ne cavano una parte essenziale ed è nelle mire del governo azero, perché è inutile fasciarsi gli occhi davanti a questa realtà. Hanno già cominciato a scrivere anche in documenti ufficiali che l'intera Armenia si chiama Azerbaigian dell'Ovest. Ecco, tanto per gradire. Tra l'altro, se mi posso permettere, i corridoi possibilmente attraversati da autostrade nel XX secolo non hanno portato molto bene, vedasi quello appunto, di Danzica. Appunto, ci ricordiamo di Danzica, è talmente penoso e ridicolo questo che nessuno colleghi queste due realtà. Appunto Danzica è una precedente e non è mica tanto distante nel tempo. Infatti, non lo è affatto, soprattutto se noi ragioniamo nei tempi della storia. È chiaro che naturalmente per tanti dice vabbè, ma tanto era più di 80 anni fa. Non vuol dire, chi dimentica la storia è condannato a ripeterla, diceva Primo Levi. Assolutamente. Bellissima sentenza. È vero. Chi può aiutare l'Armenia in questo momento? Trump lo può fare? Gli interessa? Trump è naturalmente è un po' un enigma sapere che cosa ha in mente, tuttavia prima delle elezioni negli Stati Uniti, io ero lì, sono stata lì per tutto il mese di ottobre e anche fino a dopo le elezioni con la mia amica che poi purtroppo è mancata. Noi però seguivamo tutto, lei anche tra l'altro lavorava per l'Armenia, perché poi essendo americana lavorava molto per l'Armenia, e Trump ha fatto un colloquio proprio prima delle elezioni che è stato non abbastanza reclamizzato, però che c'è stato, con il patriarca della Chiesa armena, quello che sta in Libano, perché sono due i patriarchi, uno sta all'interno dell'Armenia, a Ecmezin, che sarebbe il Vaticano armeno, ma l'altro che è l'erede del patriarcato che stava a Sis, nella Turchia del Sud, è in Libano. E il patriarca del Libano ha avuto un lungo colloquio con Trump online, ma molto cordiale, in cui Trump aveva promesso che si sarebbe occupato anche dell'Armenia.
questo è andato, questo è storia, cioè è successo alla fine di ottobre. E questo evidentemente esiste, tuttavia bisogna vedere poi cosa succederà, perché in realtà la potenza che si oppone a questo corridoio, a parte la Francia che è una storica, diciamo, protettrice, almeno a parole, degli armeni, è l'Iran, perché l'Iran ha con l'Armenia questo confine attraverso il quale passano i rifornimenti energetici per l'Armenia, e quindi ma l'Iran interessa che ci sia, e gli interessa anche perché nell'Iran del nord c'è una folta comunità azera che è l'Azerbaijan iraniano. Quindi è una situazione delicatissima, perché da un lato l'Iran è una potenza, come sappiamo, più che negativa, ma dall'altro lì, in quella zona lì, aiuta l'Armenia a sopravvivere. Ecco, insomma, questa Armenia fa gola a tutti. A tutti. Non è... Questa è la tragedia. Farebbe gola anche all'Iran, infatti, ma naturalmente ha le sue gatte da pelare prima. L'Azerbaijan è lì, è proprio come sai, in quelle vignette di una volta con la bocca aperta che vuole ingoiarsela, ecco, più o meno è così. Purtroppo il governo armeno non è all'altezza in questo momento, lo posso dire proprio anche per recenti avvenimenti. C'è molto malcontento, tra poco ci sono le elezioni in Armenia, quindi il Signore sa cosa succederà. Professoressa, senta, lei il 10 di febbraio ha rilasciato un'intervista all'amico Carlo Cambi, e la frase che più colpisce è: il genocidio in corso è quello armeno. Ora, noi viviamo dal 7 ottobre 2023 un continuo gridare al genocidio in quel di Gaza. Me lo spiega cos'è un genocidio, tanto per cominciare? Guardi, amico mio, lo spiego continuamente. Perché purtroppo, aggiungerei, purtroppo lei se ne intende. Purtroppo sì, ed è una vergogna l'abuso di questo terribile termine che definisce un modo di uccidere. Non è che la guerra sia buona, ma non è genocidio. La guerra è una conquista, è una cosa che va al di là dei propri confini. Genocidio, come la definizione delle Nazioni Unite nel dicembre 1948, è una parola inventata nel 1944 da un ebreo, che però pensava prima di tutto agli armeni. E questa connessione straordinaria, che naturalmente alcuni ebrei intelligenti, parecchi ebrei intelligenti, soprattutto in Italia, ben conoscono, ma che non è messa in evidenza quanto si dovrebbe. Il primo genocidio, quello che è la prova generale della Shoah, è il genocidio armeno, il Metz-Yeger, perché è fatto da questa diciamo, gruppo di turchi, dei giovani, del partito dei giovani turchi, un triumvirato che decide, che elimina una parte della propria popolazione. Il genocidio è questo: tu vuoi eliminare una parte della tua popolazione. Cominci col definirli sottouomini, scarafaggi, conigli, quello che vuoi. Poi quando nella gente si è ben infilata l'idea che questi non sono più cittadini a pari grado, cominci a perseguitarli e ti va bene. Ma succede in un paese, è successo all'interno dell'impero ottomano contro gli armeni e anche contro gli assiri e poi contro i greci, cioè le tre minoranze cristiane, e adesso succede contro i curdi, che è un'altra minoranza non cristiana, ma che comunque pian piano la Turchia vorrebbe eliminare, che sono tanti. È successo in Germania contro gli ebrei, erano una minoranza all'interno della Germania, parlavano tedesco, erano assimilatissimi. No? Mio padre andò a studiare, mio padre era chirurgo, andò a perfezionarsi, a specializzarsi a Berlino nel 1926, 27, no, 30, sarà stato nel 30. E lì assistette proprio all'inizio dell'affermazione del nazismo. E
E mi diceva sempre che gli ebrei, molti amici suoi ebrei, erano inseriti perfettamente in tutta la macchina dell'elite tedesca e li hanno stanati e uccisi uno per uno. E questo è successo nel Ruanda, fra gli Hutu e i Tutsi, anche lì con una programmazione precisa contro i Tutsi e con anche il reclame attraverso una radio. È successo in Vietnam, quelli sono genocidi. E quello che è successo, quello che succede a Gaza o in Palestina è una forma, può essere orribile, non vuol dire che una guerra non sia orribile. Io dico sempre agli studenti, guardi, è una cosa, pensate un momento a uno che muore, viene ucciso, se viene ucciso a coltellate, non puoi dire che è stato fucilato. È morto, sì, è morto, ma è un'altra forma di morte. Genocidio è una parola che ha un uso specifico, è una definizione specifica, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite, se volete, in una famosissima seduta del dicembre 1948. Ma la parola, come parola, per una precisa forma di sterminio è stata inventata nel 1944. Quindi non è una cosa antica, non è che puoi dire, è una cosa precisa e purtroppo si è ben diffusa nel Novecento. C'è bisogno... E tutto. Ma pensi che io ho visto scritto tempo fa su un giornalino, su un giornale, non mi ricordo neanche quale perché era parecchio tempo fa, in una città d'Italia, genocidio di un'intera famiglia. Mamma mia. A proposito di abuso delle parole, pensi lei? Mamma mia. E il problema è che le parole, diceva Nanni Moretti, sono importanti. Allora... altro che. Allora, se le parole sono importanti e se a Gaza non è in corso un genocidio, perché in Occidente, perché a Milano ogni sabato sfilano i Propal, tra cui ci sono anche femministe, gay, trans e compagnia bella, sfilano con la bandiera della Palestina e inneggiano alla liberazione di Gaza dall'occupazione ebraica, che non c'è, e soprattutto supportano una realtà come Hamas che se poco poco li avesse sotto mano gay, trans, femministe, lesbiche, quello che vuole lei, e donne, gli farebbe vedere semplicemente i sorci verdi. Ora, faccio appello a lei, voglio dire, lei è la dimostrazione di quello che una donna può essere in Occidente: fare cultura, costruirsi un futuro, fare una carriera universitaria di livello, scrivere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, a lei in Occidente, per quanto faccia schifo l'Occidente, che siamo bianchi, che siamo tutto quello che vuole, però per quanto faccia schifo l'Occidente, una donna ha queste possibilità, lei ha avuto queste possibilità. A maggior ragione a questi signori che vanno facendo il tifo per Hamas per le strade d'Italia, lei che cosa direbbe? Guardi, è difficile dire qualcosa, perché quando una mente è occupata da un fanatismo, bisognerebbe semplicemente prenderlo da parte uno per uno e fare dei lunghi, fare dei discorsi, ma personali, perché quando un gruppo viene contagiato da una ossessione non entri più nella mente se sono in gruppo, capisce? E io l'ho sperimentato negli anni 70, 80, Padova era un centro, anche è stato un centro, sono cominciati qui gli assassini delle Brigate Rosse, si ricorda? Sì. E tutta questa violenza a parole, poi pian piano sono infatti, perché a un certo punto quello che è stato fanatizzato e completamente, la sua mente è completamente occupata da un fanatismo, prima non ragiona più, ma poi ovviamente passa dalle parole ai fatti, non si accontenta più delle parole a un certo punto. Il pericolo è quello. Anch'io li ho visti sfilare qui, anche a Padova ovviamente, e quando un gruppo sfila dicendo le donne queer per Hamas, tu capisci che non è facile in qualche modo, cioè, dovresti prenderla una per una e allora spiegargli: guarda che se tu fossi sotto Hamas succederebbe questo e quello, e allora in qualche modo cadono dal pero, capisci? Rimangono allibiti, pian pianino gli si apre la testa, ma
non è una cosa che puoi fare con un gruppo. E quello va prima controllato in qualche modo e poi pian pianino la mente di si sfalda e spesso cambia. Il problema è Non che volevo dire che si sfalda, nel senso, voglio dire, la mente si apre un po', capisci? certo. Si defanatizza un pochino, ecco. Perché io li ho conosciuti anche all'università durante le famose occupazioni e così via. A volte li disarmi. Una volta stavo facendo lezione, mancavano 10 minuti alla fine. Una delle lezioni che facevo era sempre di pomeriggio tardi, di mercoledì, mi ricordo. Alle 10 minuti alla fine erano le 6:03, una cosa così, e si apre la porta, entra un gruppo e dice tu fai lezione, e perché fai lezione? Non sai che abbiamo bloccato tutte le lezioni, tu sei una controrivoluzionaria, insomma cominciano così. E io siccome ero nel pieno di una spiegazione, io ho guardato e ho detto sì, avete anche ragione, se volete che, però a me manca solo 5 minuti, sedetevi lì intanto che così concludo il ragionamento. Paradossalmente l'hanno fatto. Incredibile. Però allora le chiedo... Questo, però è realmente accaduto. I miei studenti poi si sono alzati in piedi, erano più di 100 e gli hanno detto sì che è interessante. Non hanno detto siete così, siete cosa. E questi in qualche modo si è come bloccato il cervello, si sono seduti e hanno aspettato che finisse. È vera, è una vera storia. Senta, ma il clima che c'è ora in merito... È chiaro, scusi, aggiungo una cosa, è chiaro che una donna di per sé non può pensare che sotto l'Iran o sotto Hamas starebbe meglio, perché ti vengono i brividi all'idea, no? Pensi diciamo, modo come spesso vengono trattate in ogni caso, proprio anche per legge, no? Per legge, non dico in Afghanistan che è terribile, però per legge una donna nel mondo islamico come eredità, come valore della sua testimonianza, eccetera, vale molto meno di un uomo, metà, un terzo, non mi ricordo adesso. E questo significa che è così. Allora tutte le possibilità che una donna ha oggi nel mondo occidentale sono ovviamente cancellate, no? Ma guardi, si tenga forte. Si tenga forte, qui a Castano abbiamo una forte comunità pakistana. Qualche anno fa, parlando con una vicina di casa, questa fece questo commento, questa vicina. C'è tal dei tali, ed era un signore pakistano, è vero che la moglie sta sempre in casa, però lui la tratta come una regina perché è sempre pronto a qualsiasi cosa se lei gli chiede qualcosa. Quasi quasi. Ecco, perché l'Occidente si vuole suicidare? Me lo spiega? Poi le vorrei chiedere un'altra cosa, ma lei vede più un clima da 1978 o, questo ci sarebbe da chiederlo però alla buonanima di suo padre, o più da 1938 nei confronti della questione israelo-palestinese? Questo è guardare nella sfera di cristallo, perché dipende da tante cose. Per esempio, se Dio non voglia succedono un paio di omicidi, allora immediatamente l'atmosfera si diventa incandescente. Sì. Quella volta fu a Padova che Mazzola e Giralucci, Sì, al movimento sociale. Due persone qualsiasi, noti bene, uno dei due era quello che teneva aperta la sede, sì, certamente sarà stato un simpatizzante, ma certamente non un responsabile della sede del MIS di Padova, e che era due passi da casa mia, 5 minuti e più da casa mia, e l'altro era un suo amico che era andato a trovarlo, di cui proprio è andato a trovarlo, non è che erano due che erano stati insieme in guerra, non so, e quindi li hanno ammazzati e gli hanno anche dato il colpo di grazia. Sì, è vero, è vero. Questo è il fatto, e quello è stato un inizio. Io spero che non succeda veramente, spero che in qualche modo siano più ciance che altro, spero che anche
certi personaggi di vari partiti sappiano che oggi ci sono in Italia, si ricordino, abbiano un po' di memoria storica, perché io ho proprio vissuto quei momenti lì. Certo. E anche avevo un allievo che era anche stato, che era poi un allievo che ho incontrato che era nella Brigata Rossa. Ecco. Quando mi ha incontrato io volevo offrire un caffè, mi ha detto no signora, non è meglio di no, vado da un'altra parte, mi lasci stare, cioè non è che non capisse e non sapesse, certo. però aveva un residuo di rispetto verso di me, per cui mi ha detto non si mescoli con me, insomma. Senta, le voglio leggere una cosa che ha scritto ieri Fiamma Nirenstein sul giornale. Alla fine di febbraio del 1945, i primi rapporti su Auschwitz, il luogotenente polacco Witlinski scriveva sul Paul Press Bulletin: i sopravvissuti non sono più esseri umani, ma ombre. Così Hamas ha voluto che Israele e tutto il mondo vedessero i 3 rapiti liberati ieri come usciti da Auschwitz, ridotti a ombre, piegati a salire barcollando sul loro palcoscenico dopo aver patito botte, fame, freddo, buio, senza carne sulle ossa, gli occhi come fosse nere, pallidi come chi esce da una grotta dove è stato seppellito. Ora, Edith Brooke, che è sopravvissuta anche lei alla Shoah, qualche giorno fa invece diceva che accostare questi volti e questa appunto poca carne sulle ossa che esce dalle prigioni di Hamas a quelli che sono usciti da Auschwitz insieme a Primo Levi, diciamo sarebbe qualcosa come svilire la Shoah. Secondo lei è una posizione che si può tenere in questi casi? No, proprio no. Questi sono stati, io dico una cosa, questi sono stati al buio in prigione da allora. Dal 7 ottobre sono passati più di un anno e quanto? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 1 anno e 4 mesi, ma ci rendiamo conto? E poi che cosa vuol dire? Un confronto si può fare benissimo, una persona umana è ridotta in quello stato. Là non c'è niente da dire, e chiaramente Edith Brooke non so, non saprei cosa dire, sono presi di posizioni assurde, non puoi fare un confronto, certo che non puoi fare tutti i confronti che vuoi quando 2 persone sono in condizioni miserabili, no? Beh, certo. Senta, forse quelli di Auschwitz erano ancora più vagri, ecco, questo sì. Allora cosa andiamo a pesare, quanta ossa e quanta carne hanno ancora intorno alle ossa? Chiaramente poi si fanno descrizioni che possono essere più emotive o meno emotive, ma concretamente questi 3 si reggevano in piedi, quelli di Auschwitz magari no, quindi era ancora peggio perché c'erano stati di più, giusto? Quelli che sono ancora ancora prigionieri, come saranno fra 6 mesi? Infatti. Cioè, voglio dire, mi sembrano quelle cose proprio di lana caprina. Sì, anche a me ha lasciato un po' così questa intervista, le dico la verità. Come? Anche a me questa intervista ha lasciato un po' d'amaro in bocca, le dico la verità, queste parole della Brooke. Ma sì, con tutto il rispetto, sai, io penso che se tu hai passato quell'esperienza, quelle sono orribili, ti ha insegnato la vita. Non ne ho conosciute tante di donne armene, poverine, che avevano, che quando io ero bambina c'erano ancora le sopravvissute vive, quelle che erano state passate negli Aren, passate nei mercati, vendute, comprate, stuprate, è che non si diceva allora, ma certamente avevano fatto quel tipo di esperienza. Cosa vuoi dire? Una di più, una di meno, una aveva trovato magari un padrone gentile e un'altra un bieco sfruttatore. Certo. Professoressa, senta, per provare a tirare le somme di questa nostra conversazione, ringraziandola ancora una volta della sua cortesia e della sua disponibilità, Trump dice: io mi compro Gaza, spostiamo i palestinesi e in qualche modo questa diverrà la riviera del Mediterraneo orientale.
Può avere senso una cosa del genere, oppure è il solito metodo di Trump che agita queste possibilità per convincere gli altri a negoziare con lui, un po' come ha fatto con la storia dei dazi col Messico, col Canada e così via? Ma io sto osservando quello che sta facendo Trump e vedo che lui si diverte da morire a queste cose, cioè evidentemente si diverte nel senso che la gente lo prende sempre sul serio, no? Allora cosa succede? Subito lui dice una cosa del genere, allora si scatena da un lato una serie di geremie, di pianti greci, articoli luttuosi che ahimè cosa succede, dall'altra parte si scatenano lobby. In realtà anch'io credo come lei che siano delle mosse provocatorie. E quindi come si può evitare un nuovo 7 in una ottobre? situazione così bloccata, così, sono mosse provocatorie che perlomeno spostano un po' le carte e un pochino aprono delle possibilità. Vedi appunto la questione dei dazi. Io penso che sia così. E quindi secondo lei si può evitare un nuovo 7 ottobre? Perché qui mi pare che l'idea di quelli di Hamas sia prendere un po' di tempo e riprovarci di nuovo. Non è il caso di distruggere l'Iran a questo punto, non l'Iran, la sua sciagurata classe dirigente, cioè la teocrazia islamica. Non so se ce la possono fare, perché l'Iran è grande e bisogna ricordarsi che il popolo iraniano sono i persiani, sono indoeuropei, hanno una lingua cugina del latino e del greco. Hanno una cultura straordinaria, una poesia straordinaria, secoli dopo secoli. Pensi che gli azeri hanno pubblicato un libro in cui fanno passare per poetesse azere la poesia iraniana, persiana del 300. Per dirvi a che punto arrivo, con tutti i soldi che hanno pubblicato in italiano un libro così. Cioè pur di appropriarsi di un'identità Pur di culturale. appropriarsi, sì. E ecco, per dire, questo è visibile, è ridicolo. Sì, ma ti dà una prova, un esempio di quello che i soldi possono fare. E noi abbiamo, come combattiamo? Con l'intelligenza, col colloquio, con la persuasione, però tante volte riusciamo a ottenere parecchio. E secondo me Trump lo fa visto la posizione che ha, visto il supporto enorme del popolo americano che ha avuto, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, i nostri giornalisti non lo capiscono mai. Trump ha avuto un supporto straordinario, il voto popolare è stato tutto a suo favore e nessuno in Italia, pensi cosa scrivevano i giornali. Arrivavano a dire che c'era non so quale farlocco, così come si dice, campionario così, ipotesi, eccetera, che la povera Kamala Harris avrebbe vinto. Ma se stavi in America, e loro hanno tutti i giornalisti in America, e che stanno tra Washington e New York, stanno a New York non capisci niente dell'America. Siamo in due a sostenerlo, finalmente. Hai capito? Non capisci niente dell'America. Ma sì, quelli vanno ai party a New York, che cavolo ne sanno di quello che c'è tra New York e Los Angeles? Appunto, New York e Los Angeles, e loro sono convinti che capiscono l'America. E vanno dicendo, tutti i giornali italiani che dicevano che la Kamala Harris vinceva senz'altro, la chiamano la Kamala Ridens. Sì. Lei ride sempre, è una vicepresidente non certo di luminosa apparenza né di luminosa sostanza. Quando hanno scelto lei si sono in qualche modo consegnati alla sconfitta. Ma ora tempo per ridere ne ha, quindi non c'è problema. Sì, appunto adesso può ridere quanto vuole, ma insomma i dormen, i portinai del palazzo dove stava la mia amica, dove abitavo anch'io, li conosco da 20 anni e erano tutti per Trump, però non lo dicevano, no? Perché poi non si poteva dire, loro non lo dicevano. Dopo, a elezioni finite, dice, abbiamo vinto, ti dice il portinaio, che è un latinoamericano, un paio che vengono dall'Albania, in quel palazzo lì, un altro e 2 sono neri, tutti contenti. Infatti. Il contatto ce l'aveva con la gente, capisci? Dopo puoi dichiarare che è tutto fasullo. No, non lo puoi dichiarare, è la democrazia.
no? Infatti, è proprio così. Senta, Ho divagato un po', mi scusi. No. Senta, ma quest'odio ormai atavico che viene coltivato da Hamas, Houthi, Hezbollah, Israele come farà a combattere e vincerli tutti quanti? Io non lo so, Israele è in grande pericolo secondo me. Non so se poi sto parlando così, parlando a braccio come al bar, perché io non sono nessuno da quel lato, però mi domando se una reazione come ha avuto così muscolare ma un pochino cieca ma un po' cieca, molto cieca anche, sia la migliore. D'altra parte di fronte a un nemico che ha fatto tutti i tunnel sotterranei sotto gli ospedali. Certo. Non lo so davvero. Israele ha difese che non ci aspettiamo, per esempio quando riesce a colpire i capi di Hezbollah uno per uno e cecchinarli tutti, però non sono tanti, sono pochi israeliani rispetto a una marea di gente che magari sono sprovveduti, magari non lo so veramente, dipende anche da se regge il regno di Giordania, se regge il governo egiziano, che l'Arabia Saudita sta in piedi da sola, quella poca gente, e comunque sono talmente pieni di soldi che il loro popolo è più che contento, se vogliamo, ma la Giordania, secondo me i tre punti chiave sono Egitto, Giordania e Marocco, perché dove ci sono ancora dei governi che non sono, certamente si dichiarano a favore dei palestinesi, perché è la loro vulgata, però poi concretamente non lo so. Se riescono a rovesciare le carte, il tavolo, e a fare dei solidi accordi firmati con l'Arabia Saudita, con il Marocco appunto magari, e con la Giordania è impossibile perché hanno troppa gente dentro. E con l'Egitto, l'Egitto è grande, potente, sì, rispettato. E allora speriamo in bene, professoressa, grazie del suo tempo. Scusi, stavo vagheggiando. No, è bello così, grazie ancora. Di nulla, carissimo, grazie a lei e grazie della chiacchierata, della possibilità della chiacchierata. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, mentre parliamo l'orologio della storia ha cominciato a ticchettare di nuovo perché il re di Giordania, Abdallah, sta incontrando il presidente Trump, il quale cercherà di convincerlo ad accogliere i palestinesi di Gaza sul suo territorio, ma già re Abdallah aveva detto nel 2015 che il suo paese era arrivato quasi al punto di rottura per quanto riguardava l'accoglienza dei palestinesi. Non c'è solo questo, c'è un ultimatum. Sabato, ore 12, ora locale in Israele. Cosa succederà? Sabato alle ore 12 in Israele, se Hamas non avrà restituito altri 3 ostaggi e quindi se non avrà ripreso a rispettare gli accordi del cessate il fuoco, allora a quel punto Israele riterrà rotta la tregua e le forze armate attaccheranno a tutta forza, con la massima potenza,
la striscia di Gaza, e questo per ottenere la vittoria finale su Hamas e soprattutto la liberazione degli ostaggi. Questo è quello che ha detto poco fa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Vi leggo la sua dichiarazione: ho appena terminato una discussione di 4 ore con il gabinetto di sicurezza. Abbiamo espresso rabbia per la situazione scioccante dei nostri 3 ostaggi rilasciati lo scorso sabato. Abbiamo anche apprezzato la richiesta da parte del presidente Trump del rilascio dei nostri ostaggi entro sabato a mezzogiorno, e abbiamo anche apprezzato la visione rivoluzionaria del presidente Trump per il futuro di Gaza. Alla luce dell'annuncio da parte di Hamas della sua decisione di violare l'accordo e non rilasciare i nostri ostaggi, la notte scorsa ho ordinato alle forze armate di accumulare le forze all'interno e attorno alla striscia di Gaza. Questa operazione si sta svolgendo in queste ore. Sarà completata nel futuro molto prossimo. La decisione che abbiamo approvato all'unanimità nel nostro gabinetto è questa: se Hamas non restituisce i nostri ostaggi entro le ore 12 di sabato, il cessate il fuoco sarà cancellato e le forze armate torneranno al combattimento alla massima intensità fino a quando Hamas non sarà completamente sconfitto. Gli orologi hanno ripreso a ticchettare, vedremo che cosa succederà. E adesso è il momento di In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi, che è già al telefono. Buonasera, ben trovato. Caro Antonino, salve a te e tutti i radioascoltatori. Benissimo, allora adesso aspettiamo di entrare in comunicazione anche con la nostra ospite di questa sera, la signora Giovanna Dotti. Avvocato, che storia è questa della signora Giovanna? Allora, avevamo già avuto modo di parlare del caso della signora Giovanna, non so se te lo ricordi, e quindi la signora era già venuta in trasmissione qualche mese fa, adesso non mi ricordo quando. Praticamente lei ha un caso veramente incredibile, cioè praticamente aveva avuto, a causa di questioni familiari, di sapori con il suo ex compagno e gestione del bambino, il bambino era stato in preadozione, era stato dato in preadozione a una famiglia della provincia di Milano. Questo bambino molto piccolo, 4-5 anni, ha avuto purtroppo una disgrazia e quindi era poi morto improvvisamente, poverino, in una piscina, dove questa era nella disponibilità e nella custodia di coloro che l'avevano preso in preadozione. La signora scopre questa situazione gravissima e questo lutto incolmabile per la mamma, e quindi comincia una causa con me, e praticamente con lo studio, e praticamente questa causa si dipana in 15-18 anni tra primo, secondo e terzo grado. Però adesso, per ulteriori particolari, io volevo che fosse la signora a portare avanti tutta la discussione sul tema, perché già era venuta, eravamo in appello, e quindi erano 2 o 3 anni fa, forse no, 2 o 3 anni fa no, magari sono stati anche un anno e mezzo fa, e adesso la Cassazione si è pronunciata, quindi c'è stata la sentenza, e quindi la signora voleva parlare di questa situazione. Signora Giovanna, buonasera e bentornata tra noi. Buonasera a voi. Signora, so che è molto delicato e anche difficile l'argomento, ma insomma, a che punto siamo arrivati? A non punto. Comunque, niente, io ho saputo delle cose che la giustizia, secondo me, nonostante sono passati 16 anni, non ha fatto proprio nulla, anzi mi ha chiesto le spese perché secondo loro io ho perso la causa. Dunque io le devo dire che ho il mio cuore che è in groviglio, ho delle emozioni molto forti, ogni volta che vado al cimitero l'angoscia si dà sempre di più, e quando vedo
i bambini, mi medesimo nel mio bambino, come sarebbe, come non sarebbe. E da quando è morto mio figlio soffro pure di attacchi di panico, per cui sto mandando giù talmente tanti di quei bocconi amari, pianti. Mi chiedo come posso sopportare tutto questo, perché la giustizia, secondo me, la sta perdendo la fiducia. Capisco, signora. Avvocato, qui c'è veramente una Allora, richiesta. io volevo parlare, caro Antonino, ti anticipo, un po' dell'ordinanza della Cassazione, che la signora non ha voluto neanche leggere, perché lei quando, poverina, la sentite, quando sente parlare di questo caso incredibile di suo figlio, ci rimane troppo male, non riesce più neanche a essere lucida. Allora, l'ordinanza della Cassazione, mi spiace che la signora poi dovrà sentirla un attimino questa storia, perché non gliel'ho ancora detta, dice questo, che praticamente ricostruisce tutto l'iter, quindi dice gli assistenti sociali, intervento del tribunale del sindaco del comune di Crenma, eccetera, eccetera. E quindi praticamente non parliamo del cognome ovviamente del piccolo, non tiriamo fuori dati sensibili, eccetera, eccetera. Perdeva la vita, dice la Cassazione, negandogli una piscina gonfiabile in un momento in cui gli affidatari si erano allontanati per salutare un'amica che li aveva visitati. Quindi la signora Giovanna, ricostruisce la Cassazione, chiede la condanna dei responsabili e che vengano condannati al risarcimento del danno e tira fuori tutta una serie di questioni. Allora, praticamente la conclusione di questa vicenda che adesso andiamo a vedere, emerge che la signora, tra i tanti che ha citato anche la responsabilità dei magistrati con la presidenza del Consiglio dei Ministri. E la Cassazione, anche con un parere conforme del procuratore generale, tu sai Antonino che in Cassazione, ormai tu sei un esperto di leggi e di sentenze, con tutti i tuoi ospiti e quant'altro, in Cassazione c'è sempre un procuratore generale che fa una relazione. Questa relazione c'è stata anche nel caso della signora. E allora dice che nonostante tutto quello che sia successo, la Cassazione assolve tutti da questo che la signora appunto chiedeva come risarcimento. Io cercavo di andare indietro a vedere quando iniziò il processo, e il processo appunto mi ricorda che la Cassazione lo gestisce dal 2022, però un processo di 15-18 anni, quindi una lunghezza abbastanza elevata, anche perché è complesso come processo, però sinceramente tanti anni per questa fine del ricorso. Poi fine, dicevamo, non è, perché ovviamente la signora, adesso poi ne parleremo quando sta un po' meglio, quando riesce a venire a studio, praticamente potrebbe valutare di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per contestare tutto quello che cosiddetto quarto grado di giudizio, di cui ogni tanto parliamo, non trasmissione di quarto grado, ma quarto grado effettivo di giudizio, perché la Corte di Strasburgo valuta tutto quello che è successo alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi potrebbe la signora fare degli esposti contro lo Stato, che è suo diritto, per rilevare una violazione degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare l'articolo 3, il diritto alla vita, l'articolo 6, il diritto d'accesso al tribunale, l'articolo 8, vita privata e familiare, articoli che sono previsti dalla Convenzione. Ma non solo, anche altri. Perché in questo caso la cosa più incredibile è che praticamente le indagini penali sono abortite. Quindi l'aborto dell'indagine penale che è nata da esposti della signora, ma anche del marito, per cui te parlerà dopo, dell'ex marito, ex compagno, mi conferma, signora, che l'indagine penale poi è stata abortita con un'archiviazione che ha un po' del incredibile, vista la situazione, un'archiviazione comunque inaspettata, un'archiviazione che uno non poteva credere che avvenisse? Esatto, sì.
Esatto. Cosa è successo, signora, nel penale? Dica qualcosa, che lei ha più memoria, che io mi ricordo. Però. Guardi, loro praticamente hanno chiuso sempre, cioè dicendomi devi pagare, senza riconoscere il dolore, ma io volevo anche, non è il risarcimento che mi portava indietro mio figlio, ma sinceramente volevo essere risarcita per tutto il dolore che io sto sopportando e sopportando ogni volta che io ho la casa piena di foto di mio figlio, ogni volta che vado al cimitero so cosa sto provando e mi chiedo, ma i giudici non hanno un po' di cuore, non hanno, cioè io dove vado a prendere tutti i soldi che loro a prescindere mi hanno chiesto, non mi potrei intestare nulla perché loro mi chiederebbero sempre solo soldi. Io credo che nella giustizia io comunque avrei voluto ancora credere, ma ogni giorno è un po' come una cosa flebile, prima o poi non ho più fiducia sinceramente, perché devo supportare tutto questo e nessuno in questo dolore mi è vicino, io sto portando avanti tutto da sola e a volte credo che Dio ci dà delle croci per chi le sa sopportare. Io sto facendo di tutto, stringo i denti e vado avanti anche se ho tanta angoscia nel cuore. Avvocato, Allora, dicevo che la siamo signora, oltre la in semplice effetti, amministrazione della è giustizia, stata io condannata credo. anche in Cassazione. È stata condannata in appello, è stata condannata in primo grado. Quindi diciamo che questa situazione praticamente ha portato la Cassazione con una lunga sentenza e dice: rileva che con l'atto d'appello la signora aveva dedotto l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Crema, contestato le valutazioni circa l'insussistenza e profili di colpa nella scelta della famiglia affidataria, argomentando la censura in relazione allo scopo e ai limiti dell'affidamento temporaneo. In particolare che l'ordinanza d'urgenza emessa dal sindaco non aveva stabilito la durata dell'affido, con il che i servizi erano onerati del compito di elaborare un programma e svolgere un monitoraggio puntuale. Quindi sostanzialmente la signora ha fatto 4, 5, 5, 6 motivi di impugnazione in Cassazione e praticamente contesta la ricostruzione del giudice di appello di primo grado. Per cui alla fine la Cassazione dice che assolve tutti tranne la signora che deve pagare, il che ovviamente io sono un po' d'accordo con la signora. In effetti un po' di umanità per quanto riguarda una situazione del genere poteva anche consentire di pensare ad una al limite compensazione delle spese, ma non è questo che interessa la signora più di tanto, cioè nel senso sì, era meglio se fossero state compensate piuttosto che attribuirle decine di migliaia di euro da pagare, ma in tutti i gradi di giudizio ovviamente, non solo in Cassazione meno, molto meno. Ma la signora dice una cosa che è incredibile e lei ci ha scoperto proprio oggi, prima della trasmissione, vero signora? Sì. Dica pure, cosa ha scoperto oggi? Che il padre di mio figlio praticamente ha preso i soldi, praticamente il suo avvocato le ha fatto avere dei soldi e in più ha confiscato la casa della persona che giustamente ha fatto morire nostro figlio. Allora io mi chiedo, se il bambino era uno, perché lui ha preso i soldi e io no? Anzi, sono io che glieli debbo. Una cosa, secondo il mio punto di vista, allora sono talmente demoralizzata, ma mi porta dolore e sofferenza questa cosa che sono venuta proprio a sapere, perché dico, il bambino è uno, non è che lui l'ha generato da solo il bambino, cioè siamo due genitori, avrebbero dovuto giustamente dare i soldi anche a me. Invece cosa succede? Lui prende i soldi e io invece li devo dare allo Stato, cioè mi sembra una cosa veramente inverosimile, cioè sono trascorsi 16 anni e io mi chiedo perché per 16 anni devo andare avanti a combattere ogni volta, a piangere, a combattere
contro chi? Contro una situazione che cioè non sta dalla testa ai piedi, cioè non riesco a capire, perché io dico, perché ha tutta questa sofferenza mentre altre persone debbono giovare delle cose mentre io no? Cioè io non so più cosa devo pensare. Avvocato, scusi, Allora, ma che signora, senso ha tutto questo? ma Cioè, in ha effetti è ragione un la po' una signora, situazione, voglio intanto dire, bisogna vedere. l'hanno fatta assieme il figlio. Allora, bravo, allora intanto bisogna vedere se le domande siano identiche, per cui non è che per forza debbano essere identiche le domande che ha fatto l'ex marito della signora e la signora, quindi quello lo vedremo. Però volevo dire alla signora una parola minima di speranza, nel senso che io mi rendo conto, anzi non mi posso rendere conto di quello che soffre, perché è una cosa indicibile, immagino, inimmaginabile, non augurabile a nessuno, però fondamentalmente dico alla signora che lei deve far proprio così come posso dire, un principio di non mollare fino a che non ottiene giustizia, perché è un po' il mantra della trasmissione, caro Antonino, dimmi tu se quando abbiamo ideato insieme questa. Mi senti, caro? Sì, il mantra è, la domanda è sempre Quando quella. abbiamo ideato Dice, ti insieme fidi questo ancora programma, della giustizia? lo spirito appunto è quello di dire no, non mollate mai, anche se Esatto. sono decorsi 18 anni, non lo fare, perché è così, è l'unica strada che puoi percorrere e non devi mai perdere la speranza. Quindi mi rendo conto che però dopo 15-18 anni le speranze a volte si perdono e siamo umani, ci mancherebbe altro. Però la signora oggi ha avuto una cosa strana, perché ha incontrato il suo ex marito dopo tanti anni, proprio nel giorno in cui doveva venire in trasmissione. Secondo me questo potrebbe essere interpretato anche come un segno beneaugurante. E quindi io voglio dire alla signora di non perdere questa speranza, come ho ribadito, ma quello che voglio dire è anche che in effetti a volte ci sono purché le sentenze siano appunto omogenee, dello stesso tipo, con le stesse domande, con le stesse parti. Però il valore finale è questo: la signora merita il suo risarcimento, come l'ha avuto il marito lo deve avere la madre, ci mancherebbe altro, il padre e la madre devono avere entrambi una risposta univoca e quindi dello stesso tipo. Direi alla signora che per quanto riguarda queste cose di cui dovremo parlare, poi dopo dovremmo parlarne insieme quando lei sta un po' meglio, dopo che ha avuto questa notizia. Lei era affranta ed è molto contenta di essere venuta in trasmissione a dire questa cosa, vero signora? A condividere questa situazione di angoscia. Ovviamente sì, perché io vorrei dare un senso ovviamente alla mia vita, perché in questo momento un senso purtroppo io non ce l'ho. Lotto continuamente giorno per giorno e ovviamente guardi, e le dico anche una cosa che ben sì, lei avvocato sa, mi continuano a chiedere ovviamente soldi per invece di dare io il risarcimento dovrei darlo io a loro. Io chiedo solamente una cosa, sì è vero, diciamo che sono instabile quando si parla di mio figlio, piango in continuazione, ma vorrei dare un senso alla mia vita e vorrei perlomeno trovare un lavoro diciamo continuativo, non perché così mi posso magari pagare anche delle spese, perché ovviamente in questo preciso momento trovo solo lavori che sono molto santuari, per cui tirare avanti per me è anche molto 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 difficile. Vorrei perlomeno dare un senso alla mia vita, alle mie giornate, perché vivo da sola in questo momento e diciamo che quando torno a casa il vuoto, i pianti sono enormi, per cui ovviamente vorrei. Però Antonino, sei d'accordo con me che se c'è qualcuno che può aiutare la signora Giovanna fa cosa buona e giusta, nel senso che è una situazione allora, difficile. Io ho un diploma di ragioneria.
ho conseguito poi degli studi serali. Diciamo che io vorrei staccare un attimino la spina, perché sembra che in questo periodo le cose mi stanno andando una dietro l'altra e diciamo che a volte il dolore che ho dentro non riesco a colmarlo, e vorrei perlomeno, cioè, dire almeno che la giustizia sia fatta, perché loro, i giudici, non sanno quanto piangere io mi faccio la sera prima di coricarmi, cioè nessuno sa il lutto che porta il dolore, genera sempre sofferenza giorno per giorno, e poi dici: ma perché non ho fiducia della giustizia? Perché chi si è messo nei miei panni? Chi sa il dolore che io sto attraversando? Nessuno. Signora, io sono del parere, e questo lo diceva anche Churchill, che contro l'ingiustizia si può sempre gridare. E quindi intanto le dico che questo microfono sta portando la sua voce ovunque. Io spero che chi ci sta ascoltando ci usi la cortesia anche nei prossimi giorni di chiamare la radio allo 0292 94 7222 e se vuole offrire un lavoro alla signora Giovanna, noi faremo in modo di metterci in contatto, di metterla in contatto. Nella zona, immagino, di Crema, presumo. Ottimo. Sì. No, ma anche a Milano, perché io mi sposto molto anche su Milano. Per cui in Lombardia, se qualcuno Sì. tra voi ha un'azienda, una ditta, quello che volete voi, e ha bisogno di una brava ragioniera esperta, contabile e così via, allora 029294 7222, contattate la regia, lasciate il vostro numero di telefono, dite che avete ascoltato la trasmissione, che avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e noi in qualche modo ci faremo vivi e cercheremo di mettervi in contatto Volevo con la aggiungere signora l'ultima Giovanna. cosa, Antonino. Sì. Se posso, se c'è tempo, ma velocissimo. Tu sai che io mi occupo sempre anche ne parliamo spesso in radio, di vittime di reati violenti. Questo è sconosciuto. La signora potrebbe essere che rientri in questo caso, perché laddove non paga nessuno, chi deve pagare? Lo Stato. Allora, anche per evitare questo, sarebbe opportuno che si trovasse una strada giudiziaria, ovviamente dico, per dare una risposta alla signora, perché finora risposte non ce ne sono, anzi sono state risposte molto, diciamo, tranchant per lei. Comunque noi ci auguriamo che le cose possano cambiare e finalmente la signora venga in trasmissione senza questa cupa aura, diciamo, pessimistica e negativa, invece venga a raccontare che il suo caso è giunto finalmente a una buona conclusione. Certamente. E secondariamente, signora, se mi posso permettere, io le chiedo scusa se le dico queste parole, ma tanto tempo fa, il mio primo amore una volta durante una discussione mi disse una cosa: ricordati che quando si parla di figli, di vita dei bambini e così via, tu stai toccando la parte più delicata di una persona e quindi come tale bisogna avere la più grande delicatezza nel farlo. E io credo che chiunque codice alla mano si trova a dare giustizia o a presumere di darne, dovrebbe ricordarsi anche di questo quando si parla di certe cose. Però a maggior ragione, secondo me, se mi posso permettere, lei dovrebbe andare avanti perché lo deve a lei e lo deve a suo figlio. Lei deve avere giustizia, questo è qualcosa che credo su cui saremmo tutti d'accordo questa sera, quindi non molli, vada avanti perché chi è nelle giuste intenzioni e chi è nel giusto prima o poi arriva sempre alla meta finale e arriva sempre a ottenere la cosa più giusta. Questo io lo spero per lei e glielo auguro. Non ho parole per potervi ringraziare di tutto cuore per quello che state facendo. Vorrei ringraziare sia lei che l'avvocato De Filippi che mi segue da anni per avermi dato l'opportunità di parlare giustamente con voi
e vorrei solamente dire che non voglio niente altro, ma voglio giustizia, perché questo mio dolore, questo groviglio che sento nel cuore, che venga un po' placato, perché andare avanti con tanta angoscia non è facile, non è bello, non lo auguro neanche al peggior nemico. Da quando è morto mio figlio, cioè diciamo che la vita mi è crollata addosso, stringo i denti e vado avanti perché bisogna andare avanti, per cui penso che vorrei dire che un domani potrò avere la fiducia nella giustizia, adesso no. E va bene, l'importante però è che vada avanti e coraggio. Noi, per quanto possibile, le daremo spazio, microfono e la possibilità di parlare, perché il nostro lavoro è questo, dare voce a chi ha qualcosa da dire. Lei stasera ne ha dette veramente tante che credo toccheranno il cuore dei nostri ascoltatori. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti, salve. Grazie, arrivederci, buona serata. Buona serata a voi. Jingle, poi rientriamo. Sveva, per favore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, grazie Sveva. Allora, sentite, io vi voglio dire questa cosa qua. Dimostriamo che gli italiani sono ancora brava gente. C'è questa povera donna che è rimasta sola, che ha perso un figlio 18 anni fa, un bambino di 4 anni. C'è questa povera donna che chiede giustizia. Qui i problemi sono due. Primo, chi le darà giustizia? Secondo, chi le darà pane? Il problema della giustizia, io spero e prego che l'avvocato De Filippi riesca ad avere le giuste ragioni e naturalmente ottenere un risarcimento anche per lei, perché il punto non è la questione dei soldi, i soldi mica glielo riportano il figlio. Però è almeno una base per cercare di costruire una vita e andare avanti. L'altro problema è il lavoro. Questa povera donna ha bisogno di un lavoro. Allora qui non stiamo facendo la radio del dolore, non è che siamo qua perché abbiamo voglia di farvi piangere, non è questo il punto. Ma il punto è una ragione di umanità. E io so che qualcuno tra voi, là fuori, in questo momento, dentro una macchina, in un salotto, seduto davanti all'apparecchio, quello che volete voi, ma uno tra voi, io dico, che è in grado di dire: oh, però io ho quell'amico mio che stava cercando, quasi quasi, aspetta che una telefonata la faccio. O forse siete voi che avete la dittarella, la fabbrichetta e magari vi serve una contabile. Questa brava donna è in grado di lavorare per voi. Per cui quello che io vi chiedo, e non è che ve lo chiedo solo per questa sera, cerchiamo di farlo anche nei prossimi giorni. 02 92 94 7222, chiamate in regia, lasciate il vostro numero di telefono, che poi troviamo il modo di metterci in contatto con voi e di farvi parlare con la signora Giovanna. Però io dico che là fuori, in mezzo a tante fabbriche, fabbrichette e realtà produttive, un posto a sta povera donna glielo possiamo trovare. Questo è quello che mi permetto di dirvi e questo è quello che mi permetto di chiedervi. Tutto qui. Perché, ribadisco, problemi ce ne sono tanti, siamo tutti d'accordo. Ma io dico, la penso come Corrado, come lo disse pure lui dopo la strage di Via Fani, io dico che i buoni sono tanti di più. E se i buoni si mettono assieme, allora i cattivi non prevarranno. Qui non si tratta di fare la guerra ai cattivi, ma si tratta di fare un atto di giustizia. E un atto di giustizia è pure prendere una madre che ha perso un figlio, che cerca giustizia, e darle un lavoro. 02 92 94 7222, telefonate, lasciate il numero di telefono e poi
in qualche modo vi veniamo a cercare, non vi preoccupate. Oppure andate sul sito della radio, ci sono i conduttori, cercate il mio faccione e mi mandate una mail. Però ragazzi, questa cosa proviamo a farla. Grazie. Va bene, allora adesso 0292947222 dovrebbe esserci una telefonata. Chi è là? Pronto? Pronto? Sì. Vorrei intervenire gentilmente. Sì, pronto? Sono in onda? Sì, ciao Michele, dimmi. Mi hai riconosciuto? Michele chi? Michele Caruso, chi? Non un Michele qualsiasi. Beh, Ecco, dimmi tutto. dopo un po' di suspense, ecco, it's a surprise. Non pensavo di essere catapultato già in onda diretta dalla regia. Eccomi qui, Michele Caruso, un saluto noblesse oblige, au chéri mon amour, madame monsieur, comment ça va? Va bien? Va bene, va bene. Che mi dici stasera di bello? Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonio Danna su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Ascolta Antonio, questa è una settimana di cui esserne entusiasta, perché stasera comincia la Kermesse Canora per eccellenza, la manifestazione del Festival della canzone italiana di quel di Sanremo. Allora potremo così ascoltare questi big in gara. Tra gli altri c'è una voce fenomenale dai virtuosismi vocali incantevoli come quella di Giorgia, che io seguo nella sua tournée lungo e largo per lo stivale, e poi emozionantissima dovrebbe essere la canzone dedicata alla mamma, molto commovente, di Simone Cristicchi e tanti altri. Ecco, Conti si è commosso alla conferenza stampa parlando della mamma scomparsa da poco, che l'ha cresciuto da sola, visto che il padre lo perse quando era appena infante. E poi ci sarà, ecco, un'accoppiata, Noah e Mira Howard, dunque un'iraniana e una palestinese, che interpreteranno la celeberrima Imagine di John Lennon per la pace, e dunque sarà un festival tutto da seguire. E poi venerdì è San Valentino, la festa degli innamorati, e siamo già in tema carnevalesco. Ma se mi permetti, fino a quando non ci congederemo con un cordiale saluto, io vorrei fare il mio punto. Vai. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà. Zelensky, in un eventuale negoziato offriremo lo scambio di territori. Il presidente ucraino, senza gli USA la UE da sola non basta, Trump parte dell'Ucraina può diventare Russia, non possiamo continuare a pagare. Il Cremlino, una parte significativa dell'Ucraina, vuole diventare Russia. l'UE conferma il sostegno a Kiev, e questo è molto importante. Ma se questo lo si può mettere sotto i riflettori sul piano internazionale, invece a livello nazionale la Meloni, che tiene banco e dice che superare la visione conflittuale di alcuni sindacati, l'inverno demografico ha implicazioni sulla tenuta sociale. La Premier nel suo intervento dice rispetto per Sbarra non rappresenta una parte politica. L'intervento demografico non investe solo l'Italia, ma anche l'Europa, ha enormi implicazioni sulla tenuta sociale. Lo ha detto appunto la Presidente del Consiglio, la nostra Premier Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea Nazionale della CISLA. Dice di essere fiera di poter dire che questo governo ha dato finalmente la questione della natalità e della demografia la centralità che merita, perché ha spiegato si tratta di una materia economica. Lo si è fatto con un pacchetto di interventi, senza rinunciare a passare il messaggio che un figlio che nasce è un segno più e non meno. E dunque il titolo di questa assemblea, vado a concludere, il coraggio della partecipazione, un titolo evocativo, ma soprattutto che riguarda un'altra grande sfida, che è innovare il nostro modello economico produttivo coniugando sussidiarietà e crescita, il che significa rifondare la dinamica tra impresa e lavoro, superando una volta per tutte questa tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno si ostina ancora a sostenere. Dunque Antonio, tu che cosa ne pensi di questa questione? Seguirai il Festival di Sanremo? Da che punto di vista? Da Michele Caruso, grazie e buonasera a tutti e buon festival. Grazie. Allora, sì, seguirò il festival, perché io non sono di quelli che
fanno gli snob e dicono che non lo seguono da mai, e poi però sono i primi che stanno là davanti a criticare. A me piace un grande rito repubblicano, nazional popolare, mi diverte la polemica, mi diverte stare a sentire un po' le canzoni, non sempre ci trovo qualche canzone, diciamo, interessante, però dai, ci può stare. Per quanto riguarda la Meloni, il punto è che noi dobbiamo anche avere un sistema economico che sia adeguato ai tempi che viviamo, e naturalmente doverlo adeguare è una sfida non da poco, ma è anche la sfida sulla quale si gioca il nostro futuro. Con questo, per questa sera abbiamo finito, tra un poco ci sarà alle 20 Aria Fritta, quindi vi fate anche 4 risate. Noi abbiamo terminato, ci salutiamo con una bella canzone direttamente da Sanremo 75, Va Speranza Va, di Rosanna Fratello. Il 1975 fu l'anno più basso della storia del Festival di Sanremo. Questa settimana avremo ovviamente colonne sonore festivaliere. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. E se volete aiutare la signora Giovanna, 02 92 94 7222, lasciate il vostro recapito in regia e noi ci faremo vivi. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera e grazie per quello che potrete fare. Avete